Benvenuti in Community FVG, un viaggio nei territori del Friuli Venezia Giulia. In ogni puntata vi raccontiamo come cooperatrici e cooperatori ogni giorno lavorino responsabilmente per coniugare sviluppo, sostenibilità e mutualità. Conosciamo meglio la nostra regione, scoprendo le idee e i progetti che, giorno per giorno, fanno crescere imprese, comunità e persone. In questa puntata di Community FVG, il Consorzio DEA. A colloquio con il professor Rino Gubiani dell'Università di Udine. Buone pratiche d'educazione non formale. Collaborazione tra la cantina di Casarsa e la cooperativa sociale Piccolo Principe. Ora cominciamo il nostro viaggio. Mondo cooperativo. La DEA nasce nel 2007 come consorzio di imprese, è nata come consorzio di imprese per dare più struttura, diciamo, all'inizio alla cooperativa. Pian piano siamo cresciuti, ci occupiamo di lavori edili e lavori stradali. Siamo nati con 4 imprese, di cui 2 stradali e 2 edili. Man mano adesso siamo in 10 imprese consorziate, 16 dipendenti. Abbiamo 2 geometri, il nostro fatturato ha raggiunto i 2,5 milioni di euro l'anno scorso, penso che quest'anno faremo altrettanto. Facciamo sia lavori privati che lavori pubblici, abbiamo acquisito la SOA, certificato di qualità. La SOA, diciamo, è una certificazione fondamentale per acquisire commesse pubbliche, insieme al certificato di qualità che noi l'abbiamo acquisito nel 2012, poi va a scaglioni man mano che sale e in base anche alle categorie di lavoro. Noi ultimamente, oltre ai lavori edili, siamo specializzati anche su lavori stradali, in cui abbiamo anche acquistato alcuni mezzi abbastanza rilevanti. Quindi facciamo sia edile sia stradale. Commesse ne abbiamo da qua al 2023. Abbiamo sia lavoratori edili sia lavoratori stradali, abbiamo difficoltà in questo momento qua effettivamente a reperire manodopera specializzata, non manodopera comune, per poter, diciamo, fronteggiare tutte le commesse che abbiamo. Per manodopera specializzata io intendo almeno gente che porti in cantiere, ha già lavorato in cantiere oppure è predisposta per fare questo tipo di lavoro, no? Che sappia quello che deve fare. Con questi ultimi tempi la scelta dei materiali fatti diciamo, dai progettisti è una scelta diciamo, abbastanza particolare, in cui si hanno anche abbastanza difficoltà a reperirlo nel mercato. Oltre agli aumenti che ci sono stati, perché è una cosa anche abbastanza fondamentale. E quindi i tempi di attesa certe volte rimangono abbastanza lunghi per avere il materiale. Questo comporta anche delle difficoltà a terminare i lavori nei tempi corretti, nei tempi di contratto, contrattuali. Noi ultimamente abbiamo cercato di fare la scelta di partecipare ad appalti pubblici, che non sempre, diciamo, è facile farsi invitare, però ultimamente, insomma, tante amministrazioni ci invitano, diciamo, a partecipare. Questa è una scelta che abbiamo fatto perché comunque la parte più grande ti dà
più professionalità, diciamo. Con il settore pubblico cerchiamo di lavorare sempre con i nostri subordinati, con i nostri dipendenti diretti, con i nostri maestrati, mentre nel settore privato ci avvaliamo di più delle imprese consorziate, che c'è meno disciplina sulla parte del subappalto. Facciamo anche lavori sul privato, però diciamo il 70% oramai è sul pubblico e nei prossimi anni penso che questa sia la direzione che prenderemo. È una scelta positiva quella che ha visto i più importanti consorzi DOC della nostra regione, la DOC Friuli Venezia Giulia appunto e la DOC Grave, approvare recentemente il blocco triennale degli impianti di Pinot Grigio, dopo che la stessa scelta era stata fatta dalla DOC delle Venezie. È il commento del presidente di Fedagripesca Friuli Venezia Giulia, Venanzio Francescutti, al vertice dell'associazione che rappresenta le cooperative agricole della nostra regione. La cooperazione regionale si è sempre battuta per promuovere azioni condivise che avessero il fine di mantenere alto il valore del vino e dell'uva più coltivata in Friuli Venezia Giulia, con oltre 8.500 ettari. Il Nord-Est, commenta l'Associazione delle Cooperative Agricole, sta facendo squadra attorno al progetto di governo, tutela e valorizzazione di questo vino di successo e siamo certi che ciò porterà frutti interessanti e utili per i nostri vignaioli. Ovviamente saranno sempre possibili i reimpianti e gli aggiornamenti decisionali in corso d'opera, che avranno come riferimento i mercati del vino e le loro evoluzioni, conclude Francescutti. È all'insegna della sostenibilità e della solidarietà la collaborazione avviata tra Viticoltori La Delizia, la cantina cooperativa di Casarsa e la cooperativa sociale Il Piccolo Principe della cittadina della Destra Tagliamento. La cantina infatti ha affidato l'etichettatura delle bottiglie, svolta totalmente in maniera manuale, alla cooperativa sociale, nell'ambito del progetto Uva Prosecco DOC Sostenibile, presentato a fine 2021 e che ora vedrà lavoratori vulnerabili o in situazione di fragilità partecipare a questo progetto. Sui tavoli di lavoro della cantina La Delizia, nelle aree a magazzino, le bottiglie di uva vengono confezionate ad una con la particolare etichetta fasciante e il copri gabbietta in carta ecologica biodegradabile Crash, che al suo interno contiene fino al 15% di residui di vinaccia, a posto il contrassegno di Stato, per poi essere inserite nei cartoni personalizzati, chiusi con nastro adesivo di carta ecosostenibile ed essere spostati nell'area spedizioni. Si è conclusa con un convegno finale il corso di aggiornamento in diritto e gestione delle imprese cooperative che l'Università di Udine ha promosso con la collaborazione fra gli altri di Confcooperative Friuli Venezia Giulia e il sostegno di Fondo Sviluppo FVG. L'iniziativa, coordinata dalla professoressa Anna Zilli dell'Ateneo Udinese, ha rappresentato una significativa tappa nell'impegno per la crescita manageriale delle cooperative regionali e per la preparazione dei cooperatori del futuro. A conclusione del percorso sono state inoltre svolte delle visite presso diverse realtà imprenditoriali del mondo cooperativo dell'Emilia-Romagna, regione cooperativa per eccellenza nel panorama nazionale. Il corso è una novità a livello regionale ed è stato salutato dai promotori come un'iniziativa di alta qualità didattica. Salve a tutti, il paesaggio agrario friulano è ancora segnato dalla presenza bellissima di tanti gelsi, ma la bachicoltura, come sappiamo, è scomparsa. È possibile un ritorno di questa attività agricola nelle aziende regionali? Approfondiamo l'argomento col professor Rino Gubiani dell'Università di Udine, che su questo ha le idee molto chiare. Professor Gubiani, il Bacco da Seta ha avuto una lunga storia nella nostra regione, ha aiutato moltissime famiglie a crescere, a fare economia. Poi improvvisamente tutto è finito. Cosa è successo? È successo che dopo la Seconda Guerra Mondiale, verso il 1950, praticamente i costi della manodopera sono aumentati molti, per cui si è portata questa produzione
ai paesi di origine che costava molto meno, quali la Cina ad esempio, che è diventata il principale produttore del mondo, e da noi è stata abbandonata la sericoltura anche perché richiedeva molta manodopera, le famiglie sono diventate monofamiliari, non più con tanta manodopera, e quindi chiaramente è diventata un'attività poco redditizia. Ecco. Oggi però si riparla di bachicoltura, anche perché i gelsi sono ancora nel paesaggio friulano e forse qualche allevatore, qualche agricoltore sta pensando di rilanciare. Possibile? C'è attualità in questa nuova economia, diciamo? Sì, ci sono due grosse motivazioni che possono spingere a ripartire di nuovo con la bachicoltura e la sericoltura. Uno è che i cinesi ormai vogliono star bene come noi e quindi la loro manodopera costa quasi come la nostra, poi con l'importazione e tutto il resto. Un altro problema è dovuto proprio al fatto che la maggior parte dei nostri vestiti sono fatti con materiale plastico sostanzialmente. Ricordiamo che quando noi laviamo una fibra di poliestere che abbiamo con la lavatrice ci dà 5-6 milioni di particelle di microplastica che finiscono negli oceani. Voglio solo ricordare che la microplastica è stata trovata anche nel sangue umano, per cui... E allora si vuole ritornare un po' a quelle che sono le fibre naturali. Fibra naturale di alta qualità è sicuramente la seta. E in Friuli abbiamo ancora i gelsi, tanti sono stati tolti ma ne abbiamo ancora tanti, e si può ripartire facendo ovviamente degli opportuni aggiornamenti, perché dal punto di vista tecnologico siamo rimasti fermi al 1950 e sono passati 70 anni. E a questo proposito mi pare l'Università di Udine è uno dei partner del progetto SILC. In riassunto, cosa state facendo? Allora, l'Università di Udine ha avuto due ruoli. Uno è il censimento che ha fatto i miei colleghi dei gelsi in Friuli, di vedere le varie varietà, perché chiaramente per avere una buona produzione bisognerebbe che i gelsi facciano foglia sostanzialmente da maggio fino a ottobre. Ricordiamo, una volta si faceva in maggio sostanzialmente, maggio-giugno, e poi si faceva lavoro nei campi, mentre adesso l'idea è di fare più generazioni, maggio, giugno, quindi fino a ottobre se è possibile. L'Università di Udine d'altro canto vuole fare la parte tecnologica, cioè siamo rimasti fermi al 50, vogliamo lavorare in maniera diciamo più moderna e facendo meno fatica sostanzialmente e con meno personale, e allora cerchiamo di fare delle macchine che ci consentano di fare l'attività di bachicoltura, però con meno personale, meno fatica, e quindi riuscendo a dare uno sviluppo a questo tipo di attività. Nel nostro progetto qua noi abbiamo fatto una macchina che invece di usare i vecchi sistemi che erano su grigliati, su gratticci, abbiamo fatto un telaio, una ruota, una specie di ruota in acciaio dove si può coltivare praticamente 8 telaini. Un telaino vuol dire 20.000 uova sostanzialmente per le prime 3 generazioni, mentre poi le ultime 2 si fanno a terra. E quindi l'idea è che con questa macchina una persona può agevolmente lavorare 8 telaini, mentre una volta servivano 3-4 persone, ecco, riducendo i tempi. Abbiamo in mente anche altri progetti per le foglie, per tutto il resto, però quello è più un divenire. Intanto bisogna partire. Una sorta di bachicoltura 4.0 per ridurre o evitare o contenere i problemi antieconomici che nella vecchia bachicoltura ne hanno creato l'abbandono. Sì, esatto, un 4.0 ovviamente aggiornato con nuovi macchinari, nuove tecnologie, possibilmente basato comunque sull'azienda agricola, dove quindi il personale è poco, i costi devono essere contenuti con non macchine complicate. Anche questa macchina qua che noi abbiamo fatto, in verità si poteva mettere anche il motore elettrico per sostanzialmente fare la rotazione. Abbiamo fatto tutto manuale con tutte le sicurezze, perché adesso quando si progetta bisogna progettare tutto a norma in base alle normative CE sulla sicurezza, per cui abbiamo messo la macchina tutto in sicurezza pur manovrandola a mano, perché sostanzialmente motori elettrici eccetera eccetera richiedono costi maggiori, che non sempre le aziende agricole iniziano l'attività avendo dei costi molto elevati, quindi bisogna pensare all'inizio con macchine che non costano molto. Ecco. Fine della prima parte. Community FVG continua dopo la pubblicità. Ben ritrovati in Community FVG. Riprendiamo con Mondo Cooperativo. Inizia la seconda parte.
Cooperativa Varianti nasce nel 2015, non per necessità ma per un desiderio di noi 5 soci, il desiderio di lavorare assieme nell'ambito culturale, mettendo assieme le competenze dei nostri ambiti di provenienza. Siamo un'antropologa, una sociologa, una grafica, un videomaker e un fotografo. E la nostra volontà era di lavorare assieme. Ci piaceva l'idea di creare dei progetti e di essere disponibili anche per incarichi poi, in cui le nostre competenze non si sommassero semplicemente, ma entrassero in sinergia e ci permettessero poi di lavorare sia dalla fase di progettazione che poi nella fase di realizzazione dei progetti appunto assieme. Quindi anche ad esempio la fotografia non deve essere un mero strumento per realizzare un progetto, ma entra assieme alle altre competenze a essere parte attiva nella fase anche di ideazione e di individuazione dei percorsi per la realizzazione di vari progetti culturali. Vari progetti culturali che portano poi alla realizzazione di mostre, alla realizzazione di pubblicazioni, alla realizzazione di video e documentari e una serie di iniziative comunque sempre nell'ambito culturale e anche di ricerca sociale, perché ci occupiamo anche di focus group, di mappe di comunità, comunque tutte quelle iniziative che hanno a che fare con il coinvolgimento delle persone, quindi con interviste sia giovani che adulti, anziani, come abbiamo fatto in molti casi. Fra i vari progetti che abbiamo realizzato mi piace ricordare Le Vie dell'Acqua, un progetto del 2017 che riguardava le architetture idrauliche nella Bassa Friulana, progetto che ci ha portato a realizzare fra l'altro una mostra al Museo Etnografico del Friuli qui a Udine e un documentario che ha visto tutti noi coinvolti in questa realizzazione. Quando le nostre competenze, le nostre forze non bastano, ci avvaliamo della collaborazione di altri professionisti e abbiamo anche dei contatti, delle collaborazioni con degli studenti che vengono a lavorare con noi per attività di tirocinio, insomma alternanza scuola-lavoro. La cooperativa Fruits di Bosc mette a disposizione spazi e competenze dei propri operatori per aiutare l'associazione Laviarte a mettere in piedi dei progetti di formazione per tutti i ragazzi che in qualche modo rischiano di perdersi. Cerchiamo di dare un'occasione di apprendimento a tanti ragazzi che riescono poco a stare sui banchi di scuola, mettendo in piedi dei percorsi di formazione non formale e cercando di insegnare tutti i concetti che vengono invece appresi in un centro di formazione classico attraverso dei laboratori di pratica. Nella cooperativa Varianti io mi occupo principalmente di fotografia, ma come tutti gli altri membri contribuisco anche nei momenti collettivi di lavoro, che sono principalmente quelli della progettazione dei nostri interventi in ambito culturale. In particolare poi io ho partecipato a dei lavori anche di scala abbastanza grossa per il Comune di Pordenone, per sviluppare il nuovo sito del Comune di Pordenone per i musei civici di Udine e altre cose di questo tipo. Sono state delle campagne fotografiche nell'ambito specifico in cui lavoro, che è quello della riproduzione delle opere d'arte e delle foto di architettura. In questo caso applicate a tutti i musei di Pordenone e a tutti gli edifici storici di quella città. Un altro ambito mio di lavoro è quello del drone, delle riprese con il drone, nelle quali mi sono specializzato alcuni anni fa e che ultimamente prendono sempre più spazio all'interno del nostro lavoro. C'è poi la collaborazione con il videomaker della cooperativa, Paolo Comuzzi, con il quale ci conosciamo da molti anni e con il quale abbiamo avuto modo di sviluppare un'ottima intesa professionale nell'arco del tempo.
In questi ultimi anni la nostra cooperativa ha avviato un'ottima collaborazione con i civici musei di Udine, ad esempio, e abbiamo realizzato più di una mostra al Museo Etnografico e al Museo Friulano di Storia Naturale, sia proponendo noi, diciamo, le mostre, sia come incaricati di seguire l'allestimento sia grafico che la realizzazione dei contenuti multimediali e audiovisivi di varie mostre che sono state proposte. Fra le ultime collaborazioni appunto c'è la mostra sulla meteorologia e gli strumenti di Girolamo Venerio, che è stata fatta appunto al Museo Etnografico e anche al Museo di Friulano di Storia Naturale. E l'ultimissimo progetto che si è appena concluso era questa mostra che si intitolava Lo spazio tra la gente, che fa parte di un progetto che si chiama Heimat Museo, archivio diffuso di storie ritrovate, che la nostra cooperativa ha presentato al bando regionale per la cultura sullo slot per la divulgazione della cultura umanistica, e che abbiamo sviluppato appunto tra l'inizio del 2021 e adesso siamo in fase conclusiva. Un altro progetto abbastanza importante di questi ultimi anni è stata la produzione di tutti i materiali audiovisivi per il Comune di Cividale. È stato inaugurato a settembre 2020 il nuovo sportello di informazione turistica nella nuova sede di Palazzo De Nordis. Per quell'occasione appunto sono state inaugurate a piano terra queste due video installazioni, una con una grande diciamo, proiezione su un pannello bifacciale e l'altra un video wall che aveva uno sviluppo orizzontale, dove appunto Varianti ha prodotto tutta una serie di video riguardanti la città, il suo patrimonio storico-culturale e tutto il paesaggio. Quindi oltre a questi progetti che ho citato, che soprattutto avevano a che fare con la committenza da parte di enti pubblici, chiaramente noi lavoriamo anche con privati, sempre cercando appunto di proporre, quando è possibile, dei progetti abbastanza complessi, perché siamo nati insomma per quel motivo lì, per cercare di sfruttare le professionalità di tutti i soci della cooperativa. Per cui quando è possibile cerchiamo di proporre dei progetti in cui possiamo lavorare tutti e dare ognuno il proprio contributo.